Allora, un piccolo aggiornamento sulla tentata rapina che c'è stata l'altra sera alla banca San Marco, la banca che c'è in Capo Marconi. Voi sapete, abbiamo dato subito segnalazione, la mattina presto c'erano lì la polizia che controllavano, c'era la banca aperta, i malviventi erano riusciti ad entrare, malviventi sicuramente ben abituati a questo genere di azioni, tanto vero che hanno fatto proprio anche un corso un rischio perché Chioggia, essendo diciamo notoriamente abbastanza isolata come via di comunicazione, apro una parentesi, tutti si lamentano per le comunicazioni perché siamo isolati, ma forse, sottolineo forse 3 volte, magari ne parleremo in un altro servizio, forse il fatto che la nostra realtà sia più isolata rispetto ad altri probabilmente è anche uno dei fattori che abbiamo molta meno criminalità rispetto ad altre parti. Chiusa la parentesi, tornando al fatto attuale, e cioè che anche questa mattina la banca è tutta transennata e ci sono la scientifica e gli artificieri in azione. Sembra che dentro il bancomat, vedete dal video c'è ancora quello strumento, quel ferro che serviva per introdurre la marmotta, sembrerebbe che ci sia ancora l'esplosivo all'interno, quindi sono tutte in difficoltà e anche tutta questa mattina la banca non è potuta aprire i servizi normali e addirittura i bancari erano fuori che aspettavano al freddo. Vabbè, detto questo, la vera notizia non è che è tutto bloccato per la marmotta, perché ci sono gli artificieri, eccetera. La vera notizia è che alcuni clienti, malgrado la banca fosse tutta transennata, entravano tranquillamente e volevano essere serviti. Secondo me la vera notizia di tutto questo è questa qui. Insomma, vabbè, detta questa cosa, non so, forse questi clienti erano Novax probabilmente. Ma comunque, detto questo, speriamo che non ci sia l'esplosivo e che tutto torni presto diciamo, alla normale attività e speriamo che abbia scoraggi questo tipo di azione i criminali che hanno tante altre possibilità da altre parti e non a Chioggia.